Giraffa viveva in Sardegna, un fossile risalente a 18 milioni di anni fa ha acceso la passione degli studiosi sardi. Ce ne parla Mauro Scanu. 18 milioni di anni fa la Sardegna era ricca di animali unici che si erano evoluti in modo indipendente da quelli del resto del continente europeo, come il Sardomerix oschiriensis, un antico progenitore delle moderne giraffe, i cui resti sono stati trovati vicino al paese di Laerru, nell'Anglona. Finalmente questo materiale è stato studiato e ha permesso di ridescrivere con materiale addizionale molto importante i rapporti filogenetici che esistono fra questo ruminante trovato a Oschi e anche a Oschi e tutta la famiglia che ha dato origine poi ai giraffidi. La ricerca è stata realizzata da ricercatori di Basilea, di Vienna e dell'Università di Cagliari, tra cui Daniel Zoboli. Oggi sappiamo che il Sardomerix è il più antico ruminante vissuto in un'isola di cui si abbia conoscenza. Noi pensiamo al progenitore di una giraffa, immaginiamo un animale grande col collo lungo, invece era un animale piuttosto piccolo. Sì, le dimensioni di un cervo attuale, diciamo un cervo, e soprattutto il collo certamente non era più lungo e Darwin ha dovuto aspettare un pochino per vedere il collo allungarsi. E dal sottosuolo della Sardegna settentrionale prossimamente potrebbero arrivare nuove sorprese. Per quanto riguarda il giacimento di Laerru, quindi in Anglona, è soltanto uno degli elementi che costituiscono questa fauna, legata proprio a un seppellimento in materiali vulcanici. Ci sono resti di coccodrilli, di tartarughe, di probabili ippopotami e anche questi saranno da reinserire nell'albero filogenetico, visto che anche questi sono un po' speciali, visto che l'insularità ovviamente. Il TG